Abbiamo aderito a questo progetto come consiglio di classe della classe quarta L e come liceo Marconi, proposto dalla Camera di Commercio di Treviso nella persona del dottor Callegari. Il progetto è consistito nella mappatura della digitalizzazione dei negozi di Conegliano, quindi i ragazzi si sono recati in ogni singolo negozio per intervistare i singoli commercianti e capire quanto stessero investendo o avessero investito nel digitale, che vuol dire e-commerce, che vuol dire uso dei social, e per cui si sono divisi in gruppetti e hanno mappato tutti i negozi di Conegliano, ed è stato un progetto lungo, impegnativo, ma bello, perché i ragazzi sono riusciti a toccare nel concreto gli argomenti di studio. Nel loro percorso fanno diritto ed economia in particolare, e hanno potuto anche vivere la prossimità del territorio, quindi conoscere anche la città dove vivono, in alcuni casi dove vanno a scuola per tutti gli altri ragazzi. Per cui è stato bello perché appunto sia hanno conosciuto la realtà del territorio, si hanno potuto applicare le conoscenze di economia in particolare, ma anche di scienze umane nel compilare il questionario. E il progetto poi ha avuto anche una restituzione degli esiti del questionario che i ragazzi hanno elaborato, quindi anche competenze di ordine digitale sono state messe in campo. E è stata una settimana quella dedicata alle interviste, e è stato bello anche perché i ragazzi sono riusciti a fare lavori di gruppo e spirito di gruppo, sia nei singoli gruppetti sia poi nel cercare di mettere insieme tutto il materiale. Quindi nonostante insomma l'attività si sia inserita all'interno della vita scolastica, perché comunque insomma hanno perso tra virgolette una settimana di scuola, come docenti eravamo convinti e siamo convinti che l'attività sia qualificante all'interno di un percorso liceale che di solito non si associa alla competenza pratica, ma invece noi crediamo nella complementarietà, ecco, della conoscenza e della sua applicazione.